Si presentano oggi le giornate FAI 24, è un programma sicuramente interessante. Ecco, Presidente, se ci può illustrare i luoghi interessati nel nostro territorio. Sì, il protagonista di questa edizione sarà il racconto del nostro patrimonio storico-artistico e paesaggistico, che è un po' anche la missione sociale ed educativa del FAI. Apriremo 4 siti, tutti e 4 ad Agrigento, per celebrare Agrigento capitale italiana della cultura. Partiamo dalla prefettura, in particolare l'alloggio prefettizio e la Scala Reale, e così potremo parlare anche del ruolo dello Stato nel territorio, e poi ovviamente apriremo 3 giardini storici importanti per parlare di ambiente. Il FAI è Fondo per l'Ambiente, e quindi abbiamo il giardino botanico, questo grande polmone verde al centro della città, e poi che abbiamo anche valorizzato, e poi ancora il giardino di Villa Genuardi, un paesaggio meraviglioso, ricco di biodiversità, e poi il giardino della Colimbetra, il nostro giardino che un po' tutti conoscete. Quindi vi aspettiamo 23 e 24 dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 17, e anche la nostra giornata di raccolta fondi, e quindi vi invitiamo a essere generosi. Non dimentichiamo che le nostre guide saranno gli apprendisti ciceroni degli istituti scolastici del territorio, che ringrazio. Ecco, il ruolo di FAI Giovani qual è in queste prossime giornate, che vedrete aperti alcuni luoghi importanti della nostra città? Sicuramente il ruolo del FAI Giovani, quello come tutto l'anno, è di avvicinare anche i giovani, una fascia di età, quella che va dai 7 ai 35 anni, ai luoghi e alla valorizzazione di questi luoghi, soprattutto attenzionati alla nostra provincia. Giornate FAI in vista di Agrigento 2025. Agrigento è interessata da diversi luoghi, che saranno interessati alle giornate FAI. Sì, io ringrazio il FAI, ringrazio l'avvocato Taibi, ringrazio coloro i quali stanno organizzando queste giornate. Il FAI è sempre molto sensibile per l'ambiente e la tutela del nostro patrimonio ambientale. Penso che proprio in virtù del 2025 ci possa dare una grandissima mano d'aiuto. Dottore Achille Contino del Libero Consorzio, ecco, anche il Teatro dell'Efebo è inserito in questa giornate FAI? Sì, certo, quest'anno presenteremo il giardino in modo un po' diverso, perché abbiamo fatto dei lavori, abbiamo riqualificato la zona alta, quindi tutta la zona della Cava dei Templi, lì dove gli schiavi cartaginesi hanno estratto i blocchi di tufo per costruirli i templi, e quindi questa zona è stata tutta riqualificata, sarà visitabile, i ragazzi potranno visitarla. Anche gli ipogei sono stati totalmente ristrutturati, saranno fruibili, illuminati, si potranno organizzare convegni, mostre e qualsiasi attività culturale si voglia organizzare. Quindi il giardino si presenta più completo. A giorni presenteremo anche il giardino digitale, in quanto 50 piante verranno georeferenziate e ci saranno dei codici QR, quindi i visitatori potranno acquisire informazioni su queste piante semplicemente fotografando col loro cellulare, avendo un'informazione completa del giardino. Il giardino si presenta splendido, ben organizzato, e quindi ci fa piacere poterlo avere inserito nelle giornate FAI di primavera. Ma io direi che posso parlare personalmente dell'importanza delle giornate FAI di primavera in prefettura, nel senso che poi sarà il FAI a descrivere la loro iniziativa. Per quanto ci riguarda, la cosa importante per noi è aprire il Palazzo del Governo. Governo è una parola che spesso viene vista in antitesi a popolo, c'è il popolo e c'è il governo. Invece, dal nostro punto di vista, il governo non è che è l'espressione fondamentale di un popolo, e quindi questa è casa del popolo, e il popolo deve poter entrare. Poi popolo è un termine forse un po' desueto, che significa tutto e niente. Diciamo che qualsiasi cittadino agrigentino deve poter conoscere i palazzi storici più importanti, ma soprattutto questo, che è il palazzo dove ha sede il governo nazionale, e dove quindi lo Stato si incontra con la città. Liceo Classico e Musicale Empedocle è interessato a questa iniziativa? Sì, ancora una volta il Liceo Classico e Musicale accoglie l'iniziativa con grande entusiasmo, nella consapevolezza della grande valenza culturale delle giornate FAI, appunto.
Infatti da un lato favoriscono la conoscenza dei beni culturali, artistici, monumentali presenti nel nostro territorio, dall'altro sono l'occasione per mettere in atto una metodologia didattica che è proprio quella che vede i ragazzi protagonisti del loro stesso percorso di crescita. Per cui eccoci qua con i nostri ciceroni pronti ad accompagnare i visitatori. Coinvolti anche voi in questa iniziativa? Sì, il Giardino della Colimbetra è aperto tutti i giorni dell'anno, però in occasione di Giornate FAI di primavera sarà accessibile con un piccolo contributo che chiaramente ci aiuta a mantenere questo e altri 70 beni aperti in tutta Italia e quindi ecco, approfittate di sabato 23 di domenica 24 per venire a fare una passeggiata in questo angolo di paradiso all'interno della Valle dei Templi. Ci saranno i piccoli ciceroni della scuola Rita Revi di Montalcini, il plesso Federico II ad accogliervi e ci saranno anche gli studenti del liceo linguistico Leonardo che forniranno anche delle piccole visite in lingua così da poter accogliere tutti, sia italiani che stranieri.